Giugno 2019 scompare Franco Zeffirelli, una figura di riferimento per il cinema italiano, ma non solo. Ma perché oggi vi voglio parlare di Franco Zeffirelli? Perché è una figura di riferimento per quello che riguarda la città di Verona. Infatti c'è un legame particolare tra la figura del grande regista e l'Arena. Quel grande regista che inizia la sua collaborazione nel 1995 con la Carmen di Bizet. Ma la grandezza e la particolarità sta nel fatto che questo artista ha saputo mettere all'interno di una struttura particolare, quale l'Arena di Verona, ha saputo mettere insieme lo spirito poetico, lo spirito, il sentimento dell'opera lirica con la grandezza del cinema. Infatti è riuscito a trasportare all'interno della città di Verona dei grandi colossal, ma l'ha fatto attraverso la sua tecnica e la sua magia. Infatti dalla città di Verona lui era definito creatore di sogni. E questa sua grandezza, questo suo spirito ha continuato negli anni. Infatti lui ha diretto la Turandot, ha diretto l'Aida con la grandezza della sua marcia trionfale, ha diretto il Don Giovanni e poi ha iniziato a lavorare alla Traviata, a quell'opera che lui già aveva portato a Dallas quando si esibiva Maria Callas. Quella Traviata che l'ha impegnato nell'ultimo periodo della sua vita, a cui lui ha lavorato per anni a questa grande opera che però non è riuscito a vedere messa in scena. Infatti pensate, lui è morto 6 giorni prima della prima di questa grandissima opera ed è morto a giugno nel 2019. Ma con queste particolarità io sono riuscita ad avvicinarvi un po' al mondo della lirica. Vi piace l'opera? Io sarei curiosa di conoscere i vostri sentimenti legati al mondo dell'opera. Se lo volete potete farlo scrivendolo nei commenti qui sotto.